Presidente, innanzitutto c'è soddisfazione perché in questa prima giornata casalinga c'era uno stadio parzialmente rinnovato. Sì, abbiamo completato al 99% una parte delle tribune lato via Didaco Bessi, ci manca ancora la copertura sulla tribuna centrale, ma confidiamo che entro la fine del mese di novembre le tribune anche lato piscina saranno completate, quindi avremo uno stadio completo di 2500 posti a sedere. Questa settimana è stata importante non solo per l'esordio casalingo ma anche per l'inizio di questa partnership con Cariprato e poi per la collaborazione con Nick Evans. Ce ne parli un po'? Stiamo cercando stiamo credendo in un progetto e stiamo cercando di realizzarlo mettendo dei punti fermi che partono da una collaborazione con i partner per quanto riguarda il discorso di trovare quelle eccellenze come Estra, come Banca Popolare che ci possano dare una mano per portare avanti il nostro progetto, e poi stiamo cercando di crederci anche con il pubblico, perché oggi c'erano tante persone, questo ci ha fatto piacere. L'obiettivo è vincere questa sfida anche fuori dal campo. Nel campo abbiamo una squadra ben allenata che sta lavorando bene, si stanno integrando veramente in quella che è la base di gioco dei due allenatori, sta rispondendo in maniera eccellente, i dati sul campo lo dicono. Però la vera sfida è riuscire a portare tutte le partite 2500-3000 persone a vederle, quindi questo è il nostro obiettivo, ci crediamo, vogliamo metterci tutto l'impegno. Mike Evans chiaramente nessuno lo deve far conoscere, è stato l'uomo che ha portato gli Harlequins in 11 anni ai vertici del mondo, perché è il terzo brand nel mondo, ci ha donato parte del suo tempo per una collaborazione, i suoi suggerimenti saranno sicuramente importanti per crescere.